Fabrizio, 39 anni, viene da Palermo e anche lui è tronista di Mascoli e Femmini. Ciao Fabrizio. Ciao a te Alberto. Allora Fabrizio, ti sei presentato come tronista nella rubrica dei Mascoli e Femmini, come mai? Perché avevo questa curiosità e premetto che io provengo da una storia sentimentale, ahimè, andata purtroppo a finire male. Sì. Per cui ho sfruttato questa occasione che mi stai dando per cercare di andare avanti, insomma, e provare a conoscere altre ragazze. So che sei rimasto scottato dalla tua ultima storia d'amore. Sì, è una storia d'amore che è finita circa 6 mesi fa con Carla e da allora sono rimasto un po', diciamolo pure, traumatizzato, però ho capito che nella vita bisogna andare avanti e cercare di ripartire a testa bassa e cercare di conoscere altra gente e sperare che... Questo vale anche per le altre persone che come te sono reduci da una storia d'amore insomma brutta e quindi Sì, io tra l'altro certuni a riprendersi. Sfrutto l'occasione per dare il consiglio a tutti coloro che ci stanno seguendo e che magari in questo momento vivono situazioni un po' traumatiche. Insomma ragazzi, alzatevi dalle sedie e cercate di darvi da fare. Certo, bisogna essere coraggiosi e andare avanti. Certamente sì. Va bene Fabrizio, parliamo del tuo ideale di donna. Guarda, io ho 39 anni, quindi partendo da un dato anagrafico cercherei una donna che vada dai 30 ai 40 anni. Sì. Che sia una donna mediamente piacente, Certo. e che caratterialmente sia dolce e affascinante allo stesso tempo. Ascoltami, descrivici un po' il tuo carattere, tu che tipo sei? Ma io mi ritengo, anche a detta degli amici e delle persone che mi frequentano, un tipo abbastanza solare. Mi piace frequentare la gente, locali, credo molto nel valore dell'amicizia, però ahimè ancora mi manca l'amore. Sì. Fatevi avanti, ci vuole tempo. Vabbè, spero proprio che grazie alla tua trasmissione avrò l'opportunità di conoscere tante ragazze, ecco. Questa comunque è la prima volta che io faccio la rubrica dei Mascoli e Femmini con gli uomini, perché fino ad oggi le ho fatte solamente con le donne. Ho voluto provare con uomini, difatti tu sei uno degli uomini più maturi rispetto agli altri, perché abbiamo anche tronisti di 18 anni, per cui... Accidenti. Sì. Per cui tu sei diciamo il tronista più maturo per quanto riguarda... Parlaci dei tuoi gusti dell'aspetto fisico. E allora, per me, come dicevo poc'anzi, l'aspetto fisico è importante però fino a un certo punto, nel senso che la donna poi mi deve attirare soprattutto per il suo carattere e per la disponibilità ad andare avanti. Certo. Nel senso che non deve essere una donna chiusa mentalmente, ma certo, deve essere una donna con cui si possa anche crescere insieme. Certo, dialogare soprattutto. Dialogare, certo, perché poi alla fine di tutto il rapporto cresce quando si ha un dialogo. Certo. Quando c'è una discussione a senso univoco è un rapporto che secondo me poi alla fine è destinato a chiudersi. Certo. Quali sono i tuoi hobby, Fabrizio? A me piace molto andare in moto, sì, quindi spero che fra le ragazze che si presenteranno numerose, forse, ce ne sia qualcuna amante delle moto e amante dei viaggi, certo, perché dimenticavo di dire che io sono anche un amante dei viaggi. Viaggiare è bello, dai. Sì, mi piace viaggiare con la moto e viaggiare anche all'avventura. Girare il mondo praticamente. Sì, diciamo anche mi piace molto l'Europa o anche l'Italia stessa. Io penso, certo, che in Italia abbiamo posti stupendi, fantastici che dobbiamo ancora conoscere senza avere il bisogno di spostarci tanto oltre. Ecco. Certo. Dimmi, che lavoro fai? Sei ingegnere, mi sembra? Sì, io sono un ingegnere edile. Sì. E questo è il lavoro che faccio da circa 5-6 anni, è un lavoro che mi dà abbastanza soddisfazioni. Sei stato anche nel mondo dello spettacolo, se non sbaglio? Sì, diciamo quella è stata una mia velleità, per un breve periodo ho provato anche a fare quello, solo che diciamo non sono potuto andare oltre, certo, per ovvi motivi. Ecco. Logico. Non hai magari
come dire, conquistato i tuoi obiettivi e quindi hai cambiato. Esatto, diciamo era più che altro una mia velleità, ripeto, ma non riuscivo a camparci. Certo, Ecco. certo. E il lavoro di ingegnere mi dà più soddisfazioni da un punto di vista lavorativo e quindi faccio quello. Certo, certo. E la macchina che ti vedo spesso portare è tua, la Ferrari? Sì, anche se io diciamo non mi vorrei allargare più di tanto, nel senso che vorrei che le ragazze, le donne che Certo. si verranno a presentare capissero per quello che sono io e non per quello che posseggo, Esatto. diciamo, perché è molto semplice purtroppo Certo. nella società di oggi essere apprezzato per quello che hai. Eh sì, al giorno d'oggi e non guardano per quello tutti che quello. sei. Non vorrei essere banale, però io spero e mi auguro che la donna che incontrerò sia una donna che capisca i miei veri sentimenti. Certo. Va bene, amiche telespettatrici, corteggiatrici soprattutto qui di Fabrizio, 39 anni di Palermo, lo state guardando, Fabrizio è qui, va cercando la sua corteggiatrice ideale, Fabrizio va cercando donne che partono dai 30 e arrivino massimo a 40 anni, e qui ha un bel lavoro, è ingegnere edile, gli piace godersi la vita, gli piace soprattutto l'amore, perché crede ancora all'amore, vero Fabrizio? Certamente, non sarei qui. Per cui per tutte quelle di voi che lo volessero incontrare personalmente non possono fare altro che contattare il nostro numero telefonico che state vedendo insomma in pressione e noi vi faremo incontrare personalmente Fabrizio. Allora Fabrizio, in questo momento ci sono le corteggiatrici che ci stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare rivolto a loro? Vi dico di chiamare perché io sono curioso di conoscervi, e spero che fra quelle che si presenteranno, fra le donne che si presenteranno ci sarà anche quella che potrà essere la mia compagna per il futuro. Perfetto, questo è tutto per la rubrica dei mascoli e femmini. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Fabrizio. ciao ciao. Oh yeah.